Secondo moltitudine miserazionuntum, arum amplius lava mea iniquitatem, et a peccatum meum, una tibi soli peccavi e malum conante, ut iunius difficeris sermonibus tuis, et vincas avertem facem tuam a peccatis, meis, et omnes iniquitatem rendemi laetitia salutaris tui, et Spiritu principali confirma me. Domine labia mea, eries, et os meus annunciabit laudem tuam. Miserere mei, Deus, secundum magna misericordia Tutto è compiuto. Ecco, siamo davanti al Cristo morto. L'abbiamo seguito in questi giorni mentre veniva catturato, processato ingiustamente e flagellato. L'abbiamo anche visto sfigurato dalle percosse, grondante di sangue, e portare la croce. Abbiamo contemplato la sua crocefissione e lo abbiamo visto lentamente morire. Ora tutto è compiuto. E cosa resta? Il ricordo di quando passava in mezzo a noi e parlava al nostro cuore in un modo nuovo di Dio, di quando si è chinato dinanzi a noi, Lui, il Maestro, per lavarci i piedi, quei nostri piedi sporchi della polvere di tante vie sbagliate, di tanti errori commessi, di tante delusioni collezionate, di tanti piccoli gesti e parole buttati al vento. Resta anche il ricordo di quando ha spezzato il pane ed i pesci per noi e ci ha insegnato che solo condividendo
l'amore si moltiplica e la gioia diventa sovrabbondante, diventa benedizione che ci fa capire che gli altri non sono miei concorrenti. Avvicinamento alla casa del Padre, alla quale possiamo accedere solo accostandoci al crocifisso e riponendo in Lui la nostra fiducia. Nicodemo, togli la corona dal capo di nostro Signore, venerala tu con Giuseppe. Ora mostrala al popolo. Ecco la corona di spine, ecco cosa ha sofferto il Signore a causa nostra. Lui ci ha dato la vita, ci ha fatto rinascere nel battesimo, noi continuiamo a torturarlo con i nostri peccati. Ogni volta che il nostro pensiero e le nostre parole non rispecchiano il suo progetto di salvezza per noi. Ecco il segno del nostro orgoglio e della nostra superbia, quando ci crediamo migliori degli altri, quando pensiamo di potercela fare da soli senza gli altri, quando pensiamo che Dio sia un antagonista alla nostra felicità. Queste spine si conficcano nel capo di Cristo. Rinnoviamo la nostra mente, contempliamo questo strumento di tortura e convertiamoci. Rinnoviamo la nostra vita e la nostra fiducia nel Dio che ci guida con pazienza e attenzione alla terra promessa. Ora consegnate la corona alla Madre, affinché quella spada che le ha trafitto l'anima possa essere visibile a tutti. A lei, Vergine Madre, alla quale siamo stati affidati sotto questa crudele croce, a lei, Immacolata, che continua a soffrire ogni volta che rinnoviamo la passione del Figlio con le nostre mancanze, a lei, Addolorata, che nonostante i nostri rinnegamenti continua ad intercedere per noi.
E liberata ora quella mano che noi abbiamo conficato al faro, quando ci siamo dimenticati che, come ha fatto Cristo, anche noi dobbiamo avere il coraggio di sporcarci le mani per lavare i piedi ai fratelli, il coraggio di benedirli anche se siamo rifiutati, il coraggio di essere servi gli uni degli altri. Veneratelo e mostratelo a tutti. Ecco il chiodo con cui abbiamo impedito al Signore di condividere il poco che siamo e che abbiamo. Lui ha spezzato il pane per noi e noi abbiamo chiuso il nostro cuore a Lui. Gli abbiamo impedito di continuare a dare la vista ai ciechi e la salvezza ai leprosi, perché abbiamo preferito continuare a rotolarci nel peccato, a far finta che gli altri non esistessero, perché imitare Gesù significa dare, non quel poco che abbiamo, ma noi stessi, il tempo che Lui ci dona, l'attenzione che ci mostra. Maria,
coi piedi che hanno percorso le strade della nostra vita per portarci il messaggio che Dio ci ama, quei piedi che si sono induriti quando hanno dovuto attraversare gli angoli rocciosi del nostro cuore, quei piedi che si sono tagliati e bruciati mentre attraversava i deserti della nostra vita per farli diventare un giardino pieno di ogni delizia, quei piedi che noi abbiamo calpestato, percorso disprezzato. Consegnate i fiori alla madre. Accogli, o Maria, questi strumenti di tortura. Con le tue lacrime, lava e aiutaci, affinché il Signore trasformi i nostri cuori di pietra in cuori di carne, che battono al ritmo dell'amore universale di Dio. Maria, con
Ecco, madre, il tuo figlio. Abbraccialo un'ultima volta, tu che lo hai portato in grembo per 9 mesi e lo hai seguito fino ad oggi. Ora con le labbra non ti parlano più di Dio, ora con le braccia non ti dimostrano più il loro affetto. Ora tocca a te, Maria, cullare questo figlio che dorme, come quando era piccolo. Sei attenta, Maria, ma non disperata. Sei confusa, ma non delusa. Hai perso il tuo figlio, ma hai acquistato una moltitudine di figli. Piangi, madre, ti fai voce delle sofferenze di tante madri che hanno perso i loro figli, di tanti giovani che non trovano lavoro, di tante persone rese schiave, di tanti uomini e donne che davanti al dolore perdono la speranza. Lascia andare il tuo Gesù, perché la volontà di Dio, che si rivela lentamente, si compia fino in fondo nella nostra vita, perché tu sai che chi affida a Dio la propria vita non rimane deluso. Mostrate ora il Signore all'Assemblea Santa. Ecco, o stirpe regale, il prezzo del nostro riscatto. Ecco cosa ha dovuto fare Dio per poterci liberare dalle catene dell'inferno, che noi ci creiamo ogni volta che ci lasciamo incatenare dai nostri desideri malvagi. Non bastava aver lasciato la beatitudine del cielo per fissare la sua tenda in mezzo a noi. Ha voluto anche attraversare la morte, le nostre morti, per far risorgere i nostri cuori, le nostre vite, per farci capire che anche la morte non è che un passaggio, un attimo che non segna la fine di tutto, ma ci permette di vivere tutto in pienezza. Ora deponete il corpo nella lettiga. Consegnate il chicco di grano alla terra
nel nostro mondo.